iniziata con mia nonna nel 76, che dopo circa 10 anni ha passato la palla a mio padre, che dall'85 fino al 2019 ha gestito e fatto crescere il gruppo, e dal 2019 la palla è passata a me, bella bollente. Insomma, siamo molto contenti, siamo molto entusiasti e molto motivati. Abbiamo negli anni raggiunto una posizione di leadership che non avevamo. Siamo partiti nel guardare i nostri competitor, nel guardare i principali oggi player di questo settore, li guardavamo come degli esempi da raggiungere, e oggi siamo felici di averli raggiunti e sorpassati. Siamo assolutamente molto contenti, molto soddisfatti del lavoro che è stato fatto. Abbiamo avuto questa grande opportunità di progettare un sito produttivo da zero, quindi partire da un foglio bianco e realizzare un sito produttivo con dei flussi che ci consentissero di raggiungere quell'efficienza e quella flessibilità quelle best practice produttive di lean production che difficilmente sono implementabili se non si fa un progetto complessivo e da zero. Usciamo dall'anno migliore della nostra storia. Il 2022 è stato il risultato record sia per Cadel che per il gruppo nel suo complesso, e iniziamo un nuovo periodo, un periodo di maggiore difficoltà sicuramente, perché la risorsa pellet, il combustibile pellet, ha subito degli aumenti nel 2022, il che ha disincentivato il consumatore ad acquistare il nostro prodotto, ma siamo convinti, essendo il prezzo tornato ai livelli pre-aumento, siamo convinti che nella seconda metà del 2023 ci sia una ripresa del mercato. L'azienda nasce qua e ci piace rispettare il DNA dell'azienda e le persone. Molte persone che lavoravano in azienda sono di Santa Lucia e quindi ci è sembrato assolutamente importante lasciare l'azienda nel territorio. C'è stata l'opportunità di acquistare un sito produttivo dismesso e quindi riqualificarlo e collocare la nostra sede in questa città che rappresenta molto per questa azienda. Quando abbiamo fatto questo stabilimento volevamo farlo in ottica sostenibile, quindi la struttura ha prestato attenzione che fosse ad impatto quasi zero. Okay? Allora abbiamo recuperato un vecchio complesso industriale, c'è stata la demolizione del vecchio stabilimento industriale e la ricostruzione di uno nuovo. Ho detto impatto quasi zero perché è solo l'impianto di verniciatura funziona a gas, tutto il resto è stato elettrificato, ottica 4.0. In questa riqualifica abbiamo eliminato 15.000 metri quadri di amianto che sono vicini al centro abitato, quindi credo che per la comunità sia positivo. Abbiamo installato 400 kW di fotovoltaico che sono sufficienti per circa metà del nostro fabbisogno energetico, e questo per dare qualche informazione relativamente alla struttura. Aggiungo un'altra cosa che può essere interessante per il grande pubblico: abbiamo fatto 2 vasche di laminazione, sono le vasche che servono in caso di eventi atmosferici eccezionali, cioè grandi acquazzoni. Sapete che insomma il tema è all'ordine del giorno, queste vasche recuperano le acque e poi le diluiscono pian piano, quindi evitano problemi più gravi. Dal punto di vista produttivo, allora lo stabilimento ci consente di aumentare la capacità produttiva perché andiamo a 50.000 pezzi anno, e abbiamo comunque il controllo dell'intero processo produttivo, dal taglio della lamiera, l'avete visto, fino all'assemblaggio del prodotto finale, e ovviamente tutto parte da qua. E lavoriamo in ottica Kanban, e la novità più importante è stata la logistica interna. Avete visto un magazzino automatico, avete visto quei specie di robottini che sono gli AGV, che sono dei veicoli a guida autonoma che spostano le stufe, quindi automaticamente noi riusciamo dopo la fase di produzione a gestire le stufe semiprodotte, caricarle a magazzino, poi quando a seconda degli ordini che riceviamo vengono riprese, rilavorate, quindi personalizzate e poi pronte per la consegna. Quindi una logistica che ci permette di essere molto più flessibili rispetto a prima. Gli obiettivi che noi ci proponiamo sono quelli di migliorare costantemente i nostri prodotti per far parte
del grosso processo di transizione che c'è in atto. Il mondo si sta spostando dai combustibili fossili alle risorse rinnovabili. È un processo lungo, okay, che investe tanti altri attori. Noi nel nostro piccolo siamo comunque nel mondo delle rinnovabili, quindi il nostro compito è di fare prodotti sempre più performanti, sempre più basso emissivi, okay? sempre migliori dal punto di vista delle emissioni, e essere leader. Diciamo che conta avere la possibilità di investire. Per investire bisogna fatturare, quindi è chiaro che gli obiettivi sono di crescere sempre di più, perché se possiamo crescere possiamo investire maggiormente. La cosa interessante è che vendiamo in molti paesi, quindi insomma non tutti i paesi vanno nello stesso modo ogni anno, ma avendo vari paesi possiamo gestirci in maniera abbastanza equilibrata. Semplicità, affidabilità e convenienza, e sono valori che alle volte le aziende se li danno un po' dall'alto, in realtà sono valori veramente vissuti all'interno dell'azienda, cioè cerchiamo di ragionare in maniera semplice, e i prodotti che escono sono semplici in senso positivo, semplici da usare, semplici da manutentare, affidabili e convenienti. È un po' la nostra missione. Avete visto prima che il gruppo MCZ ha già MCZ che lavora su un segmento un po' più alto, quindi chi sceglie Cadel vuole un prodotto comunque di design, però ad un prezzo un po' più conveniente, quindi il consumatore che cerca un prodotto conveniente, bello, semplice, può scegliere Cadel. Per quanto riguarda i dipendenti, bisognerebbe chiederlo più a loro, però le politiche sul lavoro, come dire, amiamo che i nostri collaboratori siano responsabili, partendo dai vari livelli ovviamente, prendo dentro anche gli impiegati, quindi tendiamo a delegare, dare responsabilità, gli orari entro determinati livelli sono flessibili, okay? E siamo preoccupati delle condizioni di lavoro dei nostri dipendenti. Gli uffici, li vedete, consentono di lavorare con luce, consentono di lavorare agevolmente. In fabbrica avete visto le linee di produzione dove abbiamo implementato delle postazioni di lavoro molto più ergonomiche, cioè l'operatore può decidere lui a che altezza posizionare la stufa, decide lui quando ha finito la lavorazione la manda avanti, ha le informazioni che gli servono sul tablet, quindi credo che le condizioni di lavoro siano più che buone. Siamo felici di poter ospitare un grande gruppo come l'MCZ e nel caso di specie la Cadel. Voglio ricordare sommessamente, non solo, che il marchio, il brand Cadel è una famiglia molto conosciuta ed importantissima a Santa Lucia. Io ho parecchi amici che portano questo cognome e che oggi sono imprenditori del luogo e che hanno fatto della qualità, della ricerca del proprio prodotto, come il pane appena sfornato in casa, il loro motto, partendo dai padri dei primi Novecento fino anche ai giorni nostri. Oggi questo è un marchio assolutamente conosciuto. Oggi c'è questa grande azienda, ovviamente siamo felici che ci possa essere un brand di affidabilità internazionale come l'MCZ unita quindi alla Cadel. La speranza ovviamente che ci possa essere un percorso di grande inserimento e di grande condivisione fra quella che è un'area produttiva, questa dove c'era prima insediata una precedente azienda, e i cittadini che vivono in questo comune. È chiaro che abbiamo dei progetti in mente, trattasi di una grande azienda, una importante, proficua ed interessante sinergia è nelle logiche, nelle metriche di questa amministrazione per poter favorire la miglior collaborazione con i nostri imprenditori. Sappiamo cosa poter dire per il futuro. Oggi è un giorno di festa per l'insediamento, sarà nostra premura dialogare con i signori Zanette, col direttore generale. Ho avuto modo di conoscerli, soprattutto nella prima fase il signor Riccardo, poi il signor Giacomo, così come il direttore generale. C'è molta attenzione nei nostri confronti e questo ci dà ovviamente margine per poter essere ottimisti in questa fase e poter collaborare al meglio per il futuro. Inizialmente, nei mesi scorsi, diciamo, che hanno preceduto nella fase costruenda, c'è stato un momento anche così di criticità, di tensione da parte dei cittadini. Mi riferisco alle abitazioni che sono contermini al sedime di questo grande manufatto. Ho già incontrato i cittadini da questo punto di vista, però ho detto che prima dell'imprenditore Zanette e Giacomo ho incontrato un uomo che mi ha garantito tutta la disponibilità e collaborazione per poter dare risposte certe e concrete affinché i cittadini non si possano lamentare di una vicinanza così importante dal punto di vista fisico.
Una bella storia quella di Cadel che inizia negli anni 40, ma una bellissima storia quella di MCZ che acquista Cadel e oggi può presentare alla comunità un gruppo con quasi 600 dipendenti, 147 di Cadel, grandi investimenti e soprattutto un fatturato ormai che ha raggiunto i 190 milioni di euro. Qui siamo nell'azienda tipica che per noi consideriamo un presidio sociale, perché stiamo parlando di stufe a pellet, stufe fra l'altro anche da primo prezzo, quindi che si possono trovare anche nella grande distribuzione per poi crescere come qualità e come prestazioni e quindi spendere molto di più. Però c'è da dire che il tema della biomassa, del pellet e del ruolo sociale che hanno queste stufe deve essere salvaguardato fino in fondo, visto e considerato che diamo una risposta molto spesso a famiglie che non sono in grado di sostenere bollette pesanti. E si va nella direzione della totale sostenibilità, quindi le fonti rinnovabili dovranno soppiantare entro il 2050 tutto quello che è il combustibile fossile e quindi stiamo parlando del petrolio, stiamo parlando di tutte le forme di combustibili fossili, ma sul fronte dei rinnovabili diciamo che il tema delle biomasse, quindi come in questo caso delle stufe a pellet, sono una grande risposta anche al tema della tutela dell'ambiente. Noi abbiamo degli obiettivi che sono degli obiettivi chiari, sfidanti, che sono quelli al 2050, le emissioni zero, e li vogliamo mantenere perché lo sappiamo che dobbiamo tutelare l'ambiente, ma lo sappiamo d'altro canto che dobbiamo tutelare anche l'economia del paese e quindi la parola d'ordine è gradualità e tecnologia. Tecnologia perché lo abbiamo visto, lo vediamo in questa azienda meravigliosa della Cadel, gli investimenti nella tecnologia e nello sviluppo sostenibile che sono stati fatti. Gradualità perché ci vuole tempo. Transizione ecologica non è chiudere un interruttore, vuol dire un accompagnamento per tutte le fasi di riconversione anche delle aziende.